Buonasera a tutti. Ma quanti anni è che non vengo a San Giovanni? Da un po', 14. Saranno 6-7 anni? 12? 14. 12. Diciamo 12. Buonasera a tutti. Contento e felice di essere qui vicino a voi. E cosa dirvi? Il nostro è zoppo questa cosa. Capita, lo vedi? Bisogna trovare il buco giusto. Esci, va bene così. Benito Urgo nasce nel 1939 da famiglia contadina e cosa succede? I miei genitori partono da Bosa e vengono sino ad Oristano, c'era la riforma e quindi in questa famiglia nasce questo bel bambino, Benito. Ero bello, ve lo posso garantire, ero bello, me lo dicevano tutti, bellino che sei. Cresco, vado a scuola, ero uno studente bravissimo, 3 anni in quarta. Allora i miei genitori decisero di farmi lavorare in campagna dall'età di 11 anni fino ai 18. Però ai 18 ho deciso io di scappare di casa, scappo di casa. A 18 anni non c'era chi l'ha visto, era bellissimo, giravo tutta la Sardegna, andavo da una parte all'altra. E dove, con chi ero secondo voi? Ero scappato con un circo, girare in tutta questa bella isola, arrivare a Sassari, Cagliari, arrivare a Iglesias, girare tutta questa bella, meravigliosa isola e sentire il modo di parlare, i dialetti che si alternano mano a mano mentre cammini. Arrivare ad Iglesias e sentire l'accento, che dove c'è una doppia ne levano una e dove ce n'è una ne mettono un'altra. È vero o no? Non ho sentito sì. Così. Bellino il bambino, signora, è suo? Sì, è mio. Quanti anni ha? 1 anno, ma è sempre caghendi. Citofono a Iglesias. E chi è? Cenando? No, pranzando. Marito che dice alla moglie: cara, sei andata da ginecologo? Sì, sono andata. E cosa ti ha detto? Ha detto che non ho problema alcuno. Questo non l'ho mai capito. Però fatevi sentire, non vi sento, fate un applauso per vedere se si... Ecco, così, ogni tanto. Perché quelli che sono lontani fanno in modo che siate voi ad applaudire, invece dovete applaudire anche voi. Se no è... Cioè, loro hanno pagato lo stesso biglietto vostro. Allora, sempre girando verso Iglesias, un bambino va a prendere un gelato. Mi dà un gelato, per favore. Che gelato vuoi? Voglio la coppa del nonno. No, abbiamo il corno della mamma. E così si alternano i vari dialetti, le varie cose. Arrivare a Sassari, sentire 2 ragazze, una che dice all'altra: ma tu quando fai l'amore ti inibisci? Mi inibisci, mi gago buru. Questo è un altro dialetto diverso. E niente, si girava la Sardegna, si girava dappertutto, era una meraviglia. E poi la cosa più bella cos'era? Arrivare in un paese e vedere che in ogni paese c'era lo scemo del paese. Adesso non c'è più, si è messo in politica. Sì, però attenzione, scemo del paese ero anch'io perché ero scappato di casa. Molte volte lo scemo del paese è quello più, diciamo, più in vista, colui che osa di più. Non è che proprio scemo, perché sennò è finita. L'altra cosa bella era entrare in un negozio, a quei tempi, c'erano i negozietti, e c'era sempre la vecchietta o chissà. Cercavi una cosa, che se quella cosa non ce l'avevano, mica ti dicevano non ce l'abbiamo. No, ti dicevano non è passato il rappresentante, perché il rappresentante viene del continente. Quando arriva non si sa, perché il rappresentante sa, vengono una volta
ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, dipende. Il rappresentante poi era una figura bellissima, era sempre un uomo alto, occhi chiari, aveva una valigetta 24 ore, ben pettinato, gessato, e lui non è che arrivasse nei paesi, appariva. Vedevi della gente che parlava, 3 donne, 4 donne che parlavano. Io sono sposato da 15 anni e con mio marito abbiamo rapporti sessuali una volta ogni 15 giorni. L'altra, Io con mio marito siamo sposati da 1 anno e mezzo e facciamo l'amore un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no. l'altra ancora. Io con mio marito facciamo l'amore solo i giorni con la R, il lunedì non lo facciamo, martedì lo facciamo, mercoledì lo rifacciamo, giovedì niente, venerdì lo rifacciamo, sabato niente, domenica di nuovo. L'altra, Io sono 6 mesi che non ho avuto rapporti sessuali e come mai non è passato il rappresentante?